Comunque è una cosa, però vi dico prima, innanzitutto quando stiamo su piazza Goldro, se qualcuno ha qualche problema, è inutile che venite là a cercare Cristiano dei Lupini perché io gli ho cucinato affitto a tutto quanto. A me mi hanno chiesto di esprimere un parere e io quando ci sono non mi so attendere, dico quello che penso, va bene? Ecco qua, andiamo avanti. Manrit, che ne pensi dei bambini di oggi rispetto ai bambini di una volta, tutte queste norme, tutta questa sicurezza, le norme europee e compagnia bella? In una sola cosa volessi capire. Io volessi sapere come sangra la colonna abbiamo fatto noi, bambini degli anni 70 e 80, a campare, arrivava viva e vegeta fino a mo'. Che quando viaggiavamo in la macchina non sapevamo manco che era il seggiolone, e il cinturino delle macchine non ci stavano proprio. Mo stanno l'airbag a destra, a sinistra, o passeggero, o vigile che ti ferma in mezzo alla via, o bordello annanzi alla rete, l'assistito della frenata e tutto resta preso. Noi quando io e mamma eravamo 6 creature e 2 adulti, uno coppo lunotto, un altro coppo cruscotto, un altro in terrepieno, un altro si coppo e cosce, e si attocca e si femminuccio, un coppo freno a mano, va a fanculo, uno per a destra e l'altro a sinistra. E si arrastusi si scongiugavano i bagagli in coppa tetto mentre si camminava. Uno e noi cacciavamo con un coppa finessiello e con il busta fuori accuciava i bagagli. In coppa all'autostrada a 90 all'ora, perché il 128 tanto faceva 90 all'ora. Con il radiatore accuciato con lo sparatrappo, non sapevamo manco che era la revisione. E non è mai successo niente, e mamma ci ha divertito. Ecco qua. Poi, i giocattoli, non i giocattoli, la PlayStation, tutti questi videogiochi, queste cose che si rimbambiscono annanzi alla televisione. E ui, asci da parte fuori, dentro scasso cazzo, che mi ha per servizi in da casa. Tornavamo a casa tutta lazzariata, perché il ginocchio tutti spaccati. E con sangue fuori sultavamo sotto le macchine per pigliare il pallone e ci sporcavamo le ferite grasse. Non c'è mai venuto tetro a nessuno. Si chiama a scuola, la maestra si deve qualche buffettura. A casa, mamma si deve pure rissa. E diceva, se manca bene, venga a scuola e si porta una bella crossata a che la santa donna la maestra. E se buscavamo dei compagni, diceva, veri, portate immazzata a casa. E se vero che hanno fatto buono, ma tronco riestinata a voto. Oggi insieme a Maronna che hanno creato una maestra si torcono i capelli, partono i denunce, i tribunali, la polizia e i carabinieri. Ne Maro si è visto mai sta roba. E se la mamma al resto si è stata, se hanno creato devi studiare, devi dare da fare, è capace che si è la coppa a basso perché c'è una depressione. Noi eravamo bocciati a scuola, perdevamo l'anno, non succedeva niente, mi chiamavo dopo psicologo, psichiatra, e tutto sta preso, tutti questi scienziati che erano